Vicepresidente Bolzonello, oggi ha visitato il CATAS, quali sono le sue impressioni? Le impressioni sono quelle di un centro straordinariamente importante, straordinariamente necessario soprattutto al sistema produttivo italiano e dobbiamo dire con grande anche orgoglio che questo centro per il 37% lo scorso anno ha certificato aziende estere, quindi significa che il CATAS è uno dei protagonisti nel mondo dell'industria, in particolare quella legata al sistema casa, ma non solo, in Italia, in Europa e nel mondo. Questo ci riempie, come dicevo, d'orgoglio, ma ci dà anche un senso di quelle che sono le potenzialità di questo straordinario centro che non vive da oggi ovviamente e che ha saputo guadagnarsi la stima di tantissimi imprenditori. Sappiamo che il Friuli Venezia Giulia sta avendo successi internazionali grazie anche ai prodotti e molti di questi prodotti vengono certificati qui al CATAS. L'altra cosa che mi ha colpito molto è come molti dei sistemi che vengono impiegati per certificare i vari prodotti, i vari componenti che vengono mandati qui per la certificazione sono attuati con macchinari ideati, costruiti qui all'interno del CATAS che poi vengono anche poi rivenduti e questo è un altro valore aggiunto. Quindi devo dire che questa mia visita al CATAS mi conferma tutto quanto di buono già sapevo e soprattutto conferma quanto sia centrale CATAS rispetto anche a tutto il nostro mondo manifatturiero e quindi bisogna sostenerlo. Questa in questo momento. Sì, ecco, questo è il pezzo unico della Ferrari che le dicevo. Pensi lei Senti per che farlo sul fresco. Questo viene richiesto ad andare a meno 40. Questo qua. Sì, l'operatore, ma lui è troppo bravo. Questa è acqua e sale.